92-year-old Maria Rosaria lives in Aci Castello, close to Catania and Mount Etna. Her family have a lovely farm or masseria close by in Aci Reale, and son Giovanni produces kohlrabi special to this area. It's purple thanks to the volcanic soils, and it's called Cavolo Trunzo. In the olden days, locals were called turnip heads or teste de trunzo by the folks in Catania. So this lovely looking vegetable, you notice how purple and beautiful it is called Cavolo Trunzo. And it's from this particular area of Aci Reale beneath Mount Etna, and it's a slow food product. They're trying to save this particular vegetable. It was once not eaten by the locals. It was only given to animals and it was used as an insult. But anyway, they're now trying to preserve this and promote it, and Giovanni's mum, Bella Maria Rosaria, is going to show us how to make it with pasta. Bella Maria Rosaria is Sara's full name, but she is usually called Sara or Saruccia. Sara kindly showed me pictures of her in her younger days. Mia mamma e mio nonno. Mio nonno con la barba. Io mi chiamo Sara e abbreviato mi chiamano Saruccia. Vivo qui ad Aci Castello, che è in provincia di Catania. E devo preparare il trunzo che si coltiva ad Aci Reale, provincia di Catania. E allora si cominciano a togliere le foglie, quelle che non servono. Pasta with cavolo trunzo is typical of Aci Reale. Sara strips the leaves from the stalks. Outside leaves are stewed. Tender inner ones can be used in salads. Con le foglioline più piccole si può fare anche l'insalata con queste piccoline. E il cavolo trunzo da quanti anni lo usa? Da quando ero ragazza, da quando avevo 16 anni. Sara's other son Mario is in the background helping. Si pulisce come così. She cuts the bulbs into chunks. Questo è trunzo duro che si taglia a pezzetti e si fa bollito assieme alle verdure verdi, alle foglie verdi della verdura. Si mette a bollire la verdura verde assieme al trunzo tagliato a pezzetti. Si prende la pentola, si mette l'olio dentro la pentola e si mette l'aglio. Sara takes the vegetables to the kitchen for cooking. Verso il sale nell'acqua. She salts the water and adds the kohlrabi chunks, followed by the leaves. Kohlrabi, by the way, is related to cabbage, not turnip, as you might think. Senti, poi l'acqua di cottura che la conserviamo per mettere la pasta o no? Sì, bello. Ma qua non bolle, While the vegetable cooks, Sara softens halved garlic cloves in olive oil. Ora metto la salsa. She pours in a bottle of passata and lets it fry. She gives the kohlrabi a stir. It needs about 20 minutes cooking. E nella vita, Saretta, che lavoro ha fatto qualche lavoro? No, sono casalinga. E mio marito
e invece medico. E mio nonno ingegnere. Mario describes Sara as being totally dedicated to her family. Once the kohlrabi is soft, Sara scoops pieces into the tomato sauce. Giovanni, devi aprire il fuoco. Both sons are now interested in their Sunday lunch. Faccelo calare a Giovanni. Sara seasons the tomato sauce with salt. Metto sulla pasta dove è stata cotta la verdura. Sara tips pasta called mezzomanica into the same water as she cooked the kohlrabi. E invece che tipo di pasta si usa? Sempre queste o... Qualsiasi. Ho questa pasta più grossetta oppure anche quella più piccolina, come si vuole. La sua mamma che pasta usava? Ma niente, non c'era un problema. Diverse forme di pasta, diciamo. Taglio il formaggio a pezzettini e il formaggio pepato stagionato, così ci dà un pochino di sapore in più. Sara dices some cow's milk cheese spiced with black peppercorns. E si mette poi nella salsa dove cuoce il trunzo e la verdura verde. E quanto spesso la fate questa pasta, tu e tuo figlio? Ma quando la vogliono? Ma c'è tutto l'anno? Sì, no, quando c'è la verdura del trunzo che si fa, quando c'è la verdura pronta del trunzo nella terra, no? Fino a primavera forse? Sì, ora siamo a febbraio, sì, penso che durerà anche forse a marzo questa verdura. Ora vado in cucina e metto questo nella salsa. She adds the cheese to the vegetables and mixes everything together. Once the pasta is cooked, Mario drains it in a colander and adds it to the sauce. La mettiamo dentro. Fammela fare a me. Una decisa, devo riprendere la... Sì. Mescola e io metto il resto. Si mescola la pasta con il condimento per farla insaporire. Giovanni and Mario are our taste testers today. Grazie Sara. Voglio cucinare, voglio mangiare pure io. Ha un profumo. Ha un profumo che è meraviglioso. Meravigliosa. Il profumo non si vede. Marvelous. Una meraviglia, mamma. Avanti. È un mix tra il ciliegino di Pachino, il sapore del trunzo di aci che è molto accattivante e la capacità di mia mamma di sapere cucinare così bene, che è una persona veramente straordinaria e ci ha sempre cucinato una barca di cose buone. Allora adesso Brava Sara! Brava Sara! Mammina bella. If you love Pasta Grannies, why not support the channel by signing up to be part of the Pasta Grannies family? And come back next week when Maria Antoinette makes Corsican cannelloni.